Pronto? Pronto? Prende, Prende. Pronto? Signora, signora Nenzi, la vuole smettere? Tira il filo dalla navigavole, tira il filo. Forse che abbiamo qua, Cosmo, abbiamo un collegamento. perché è allacciata con l'impianto telefonico della signora Rapicavoli. Siamo allacciate, siamo abusivi, va. Siamo abusivi. Tutto a posto, Ignazio? Tutto a posto, Hai tutto a attaccato? posto. Mettici lo sparatrappi, no? Mettici lo sparatrappi che è più sicuro, no? La sparatrappi. Ma ti devo insegnare, ti devo mettere, Ignazio, ogni cosa ti devo insegnare le cose, ma io non lo so, se vedo pagliolo, peloso, vado a fare il botellino che c'è qua la bimba che deve dormire, lo senti? Quale bimba? Quale bimba? C'è una nipotina mia, Sì. Suellen, che Suellen. deve dormire, perché me l'hanno lasciata qua, oggi ci faccio la babysitter, per cui se lei mi può mettere una canzone, una musica, che appena ha sentito babba papà, la bambina ha cominciato a piangere, ci devo raccontare la fiaba di Sentiamo. babba papà. Sentiamo un po'. Allora, C'era una volta la famiglia di babba papà che abitava a Barbara Franca, che era un famoso paese del centro Sicilia. La famiglia di babba papà era composta da babba papà, babba mamma e poi c'erano i bambini, un maschio e una femmina. Il maschio si chiamava Babba Sorazzo e Ma la no, Babba femmina Sorazzo. Babba Delova. Babba Sorazzo e Babba Delova erano due bambini molto ingenui e allora un giorno uscirono per andare a fare una passeggiata e chi ti incontrano mentre che erano per i veri? chi? Chi ti incontrano il lupo cattivo B. che si disse, voi due dove state andando? Ma quelli erano Babba Sorazzo e Babba Delova, non è che ma noi siamo qua che stiamo passeggiando, stiamo giocando, ci venite con me che vi devo portare in un posto molto bellissimo. Ora giustamente, essendo Babba Sorazzo e Babba Delova, Dove li portò? c'entavano, E che dove se li li portò a portò? casa sua. Ti disse, entrate in questa vasca che ora facciamo un bel bagnetto. E altro che vasca, era un'acquarara piena di sangele. Se Ma ne voleva no, ma cucinare no. in mezzo a sangela, Babba Sorazza, Poveri Babba Sorazza piccoli, e Babba poveri Delova. piccoli. E quindi come andò a finire? Babba mamma, che si era fatta l'una e mezza, non vedendo tornare i suoi bambini, giustamente diede l'allarme e chiamarono il cugino di Paternò, Babbaro, Ma no, che il era un cugino famoso di babba papà Paternò. che abitava dalle parti di Paternò. Sì. E allora Babbaro riunì tutta la famiglia, chiamò Babba papà, Sì. chiamò Babba Gallo, chiamò Babba Gianni, che era uno che somigliava a scimmia, Barbagianni no, però, signora Nenzi. e partirono alla ricerca di Babba Sorazzo e Babba Delova. E Babba Dilova, E sì. allora cominciarono le ricerche. Babba Sorazzo, dove sei? Babba Dilova! Babba Sorazzo! Babba Dilova! Improvvisamente incontrarono Anche l'intercalare mi un va a mettere. barba papà che aveva la casa che se la portava sempre dappresso. Si chiamava Babba Lucio. Ci dissero, scusa, Babba Sorazzo e Babba Delova l'hai viste passare? E allora Babba Lucio ci disse, no, io lentamente sto percorrendo questo bosco, perché era Babba Lucio, quindi lentamente. Certo, capito? lentamente. Dice, ma non l'ho visti, però, Suddo, non mi sbaglio, credo che qua ci abita un lupo cattivo. Ingione, disse la mamma. Ancora, ci Babba torna. papà, ci devi salvare Sì. i nostri bambini. E allora cercarono il grande supereroe del bosco, che si chiamava Comisi. Ma no, Era un giusto, ragazzo, giusto, Comis. Era Mingherlino, era Mingherlino? era piccolo, era Mingherlino, però c'aveva una grande arma segreta. E qual era? La musica del budellino, che uccideva chiunque. E allora lo chiamarono, ci dissero, porta con te le tue armi e vieni alla casa del lupo cattivo. Allora arrivato lì, come si montò la sua console, Che mise le bello. casse puntate contro la casa Sì. del lupo cattivo e ci mise la sua canzone Mai secchi se tango, una minchiata. Il lupo, come disse quella canzone, disse no, stacca questa musica, non voglio morire così. E ci cominciava a lasciare pure le CD taroccate della Pausini, i CD di Tiziano Ferro che sono velenosi, Ma che non è si vero, muore. ma non è vero. Non si muore, ma se resta macchiata per tutta la vita. Con CD di Tiziano Ferro Signora non si Nenzi, muore, la vuole ma smettere? rimane macchiato per tutta la vita. E allora Non è giustamente vero, non è vero. Comis Sì? ebbe la meglio con la sua grande canzone Mai secchi sei tanco. Cioè, dimmi che erano tutti improvvisati ste nome. Ci ho messo barba papà. In qualche modo va a finire questa cosa. Ciao ragazzi.